Questo libro è nato non come libro, ma erano solamente degli appunti che io scrivevo di notte, perché secondo me la scrittura comunque è una sorta di sfogo. Siccome non potevo parlare con nessuno, allora mi sfogavo così, ho preso questi appunti, raccontavo quello che succedeva tutti i giorni durante questi bombardamenti. Siamo guerra Russia-Ucraina, una guerra che è iniziata il 24 febbraio con i primi bombardamenti. Praticamente noi abbiamo subito proprio i primi bombardamenti dalla Bielorussia con gli aerei, elicotteri, carri armati, insomma non ci siamo fatti mancare nulla e poi questo libro. Questi appunti sono finiti alla Mondadori, la Mondadori ha deciso di fare questo libro e sono contento. Raccontavo le mie giornate, raccontavo l'orrore di questa guerra, raccontavo tutto quello che succedeva sia agli animali che comunque anche alle persone, perché c'erano 3 donne che erano bloccate lì, e raccontavo le fatiche giornaliere per cercare di sostenere anche queste donne, al di là degli animali, che molto spesso andavano in crisi perché non vedevano i figli. E poi lo scrivevo di notte, al buio, praticamente con una torcia, perché dovevamo costantemente rimanere al buio mentre passavano sopra gli aerei. Il 24 febbraio alle ore 11 sono arrivati i primi caccia, abbiamo subito proprio la vera guerra, diciamo quella pesante, la prima dove sono tutti arrabbiati, no? Ed erano molto arrabbiati. Ma gli animali, io sono rimasto proprio per loro, perché comunque è una forma di amore. Infatti il libro si intitola Non per coraggio ma per amore, proprio perché ho avuto paura sempre in tutti questi 40 giorni, ogni secondo, di non farcela, no? Come ho detto nel libro, non sapevo se sarei stato un passato o un presente ancora, quindi, o un futuro, o non sapevo neanche se potevo avere un futuro, sono rimasto per loro. È un messaggio che volevo poi lanciare di amore universale. Per me l'amore universale riguarda non solamente gli uomini, ma tutto il creato, gli animali fanno parte di questo creato. È un onore per noi poter oggi ospitare Andrea Cisternino, animalista e fotografo che ha dimostrato, insomma, proprio di amare gli animali per quello che ha dedicato, diciamo, nella sua vita. E infatti mi ha colpito molto una citazione che è non per coraggio ma per amore. E quindi proprio il dire dedico la mia vita agli animali, alla loro cura e soprattutto nei posti di maggiore difficoltà dove in alcuni momenti ha messo a rischio anche la sua di vita proprio per questa passione, per questa dedizione che ha verso gli animali. Poter oggi all'interno del consesso del Consiglio regionale ascoltare quello che lui ha percorso e cosa lo ha portato anche a fare questo tipo di esperienze, credo sia un insegnamento per chi sta fuori e anche per noi consiglieri, che abbiamo comunque un compito istituzionale di valorizzare e anche, insomma, di amare gli animali. Conosco Andrea Cisternino dal 2011, la sua storia mi ha subito colpito perché combatteva in una città straniera un fenomeno molto importante, che era quello dei dog hunters, cioè dei gruppi organizzati che andavano a uccidere i cani in giro per la città di Kiev per, diciamo così, fare pulizia della città dai cani randagi in occasione dei campionati europei di calcio. Andammo a incontrare il sindaco di Kiev, il console, e furono degli incontri importanti perché ad Andrea poi in qualche modo venne anche dato un supporto per contrastare questa attività, che comunque era un'attività illecita. Intervenne anche il Parlamento europeo per dare un supporto, per interessare le autorità dell'Unione Europea ad intervenire, anche altri colleghi del Parlamento lo fecero, e dopo ho seguito la storia di Andrea fino a questi ultimi terribili avvenimenti, che ci ha fatto molto preoccupare, perché all'epoca non aveva ancora il rifugio, ma tenevano i cani presso numerosi privati e private che andavamo a trovare in campagna, proprio perché questi cani venivano presi dalla città, per salvarli li portavano appunto in queste location secondarie. Dopo ha aperto anche un rifugio, una vicissitudine incredibile, perché a un certo punto qualcuno gli diede fuoco anche il rifugio, ci furono morie importanti anche di animali, fino all'inizio di quest'anno, con l'invasione della Russia dei territori attorno a Kiev, proprio dove Andrea Cisternino, con la sua associazione e con diversi volontari, tiene un numero incredibile di animali e anche di diverse specie, cani, gatti, ma anche animali da cortile, asini, cavalli, maiali e quant'altro, dove si trovò in una situazione terribile perché non arrivavano i rifornimenti, proprio perché tutto era bloccato, era una terra occupata dai russi, pensate un po'.
e quindi adesso sono veramente contento che sia qui, che la situazione si sia sbloccata, dandogli la possibilità di presentare questo libro che testimonia dei momenti terribili appunto vissuti per amore di questi animali, per tutelare questi animali